camminare dentro. Attento ai cavi. Lo slow tour per le regge gonzaghesche nella provincia di Mantova comincia qua, a 2 passi da casa mia, dentro la pancia di una balena che però nuota nel cielo, una mongolfiera da cui riprendere Mantova dall'alto. Da qua si vede la città come è fatta, laggiù è la parte centrale, la parte monumentale, il castello di San Giorgio e il palazzo ducale, il centro del potere, e attorno si è sviluppata la città. Il tragitto della mongolfiera con il vento che ci sta spingendo praticamente assomiglia al nostro percorso. Si parte dalla città e poi attraverso i fiumi, il Mincio, l'Oglio, il Po, andiamo nel territorio, nella campagna. Gonzaga, in 4 secoli di dominio, ma in particolare nel Rinascimento, hanno lasciato in questo territorio un sacco di tracce meravigliose, da Mantova fino a Revere, passando per Sabbioneta. Volare in mongolfiere è una meraviglia, è una cosa stupenda. Questa grande bolla d'aria calda che ci porta a spasso, no? E che decide dove andremo, cosa faremo oggi. E questa è la meraviglia, la magia, no? Di questo volo. Eccoli qua i laghi, questo è il lago inferiore, di mezzo il lago superiore. Quelle chiazze verdi sono i fiori di loto che ci sono solo qui, oltre che in Giappone. Patrizio, vogliamo atterrare qua, guarda questo prato di fronte a noi. Cioè, noi vogliamo atterrare prima o poi, anche se è stato molto bello. Adesso vedi tu, l'atterraggio penso che sia il momento più delicato. Volare in mongolfiera è il modo più slow che ci sia. Adesso però facciamo anche l'atterraggio slow, Assolutamente. Se no non è coerente, no, lo dico da un punto di vista proprio ideologico, non sportivo. Pronti per l'atterraggio? No, ma dai, ma è una meraviglia! Beh, ma tutta la preoccupazione che avevo, allora è inutile. Beh, ferma però, Ecco, bravo. Siamo anche atterrati senza rovinare più di tanto l'erba medica qua del contadino, che sicuramente, come dire, saprà accoglierci. Giuseppe Verdi. Adesso ho un momento di défaillance, anche se non riprendi. Aspetta, riprendi da qua, Opla. Adesso però per Mantova, dove vado? Di là? Lo slow tour continua, in bicicletta. Ciao Patrizio, ben arrivato! Cesira, detta Cesi, guida socioculturale storica mantovana. Qui siamo davanti a Palazzo Te, che è un gioiello assoluto, una cosa meravigliosa. Allora, il merito di Palazzo Te è di 2 coetanei, nascono tutti e 2 più o meno nel 1500, 2 compagni di merende che si trovano molto bene assieme, 2 buontemponi ed erano Giulio Romano da una parte e Federico II Gonzaga dall'altra. Com'è che si sono incontrati? Si sono incontrati a Roma. Federico II Gonzaga viene mandato in ostaggio a Roma in cambio della prigionia del papà. Il papà era stato imprigionato. Storico, tutta una serie di intrallazzi pazzeschi.
nel senso che i Gonzaga facevano la guerra con uno, tradivano quell'altro, per cui li imprigionavano. Allora in questo caso la mamma di Federico è la famosa Isabella Regina d'Este. del Rinascimento, di grande cultura, abile e Intelligente, diplomatica. bravissima. Riesce a patteggiare. Diciamo una PR antelittera, solo che allora era un po' più complicato. Quindi allora lei manda il figlio a Roma Deve mandarlo come in ostaggio dal Papa. Federico Gonzaga, tornato a Mantova, chiama Giulio Romano e si fa costruire qui, a 2 passi dalla città, su quella che una volta era un'isola tra le paludi, un palazzo un po' pazzo. Palazzo dei dolci inganni, già inganna il nostro occhio. La vista, vedete, ripresa così ad angolo, ci fa sembrare più grande il palazzo. Già da allora l'effimero, l'apparenza, modernissima questo concetto qua. Sì, scusa, perché dici che questo è un'architettura da matti? A me sembra tutto a modino, tutto un bel palazzo. Cosa c'è di strano qua? Ti dirò che Giulio Romano era il miglior allievo di Raffaello e quindi lui aveva studiato il mondo antico, la perfezione oramai si era raggiunta ad altissimi livelli. Lui fa il passo oltre la classicità, intesa come intoccabile metro di misura più morale che non reale, diventa un modernissimo. Colonne finte, timpani spaccati che non reggono nulla, bugnati simbolici, tutta apparenza. È stupendo questo linguaggio che lui usa per farci sembrare questo palazzo ancora più bello, lui che arriva da Roma. Ma Ricordati. perché tutto questo? Cioè perché Per stupire, per stupire. per divertire il suo principe che vuole un palazzo di rappresentanza dove venire così un po' a pranzo o alla sera a desinare o un po' a fare una passeggiata. Dai, dillo, no, ma la Cesare è una persona seria, ma bisogna, quella la so anch'io, perché lui aveva piazzato qui la sua amante, come A si lui chiamava? piacevano tanto le donne, ma la sua preferita si chiamava Isabella Boschetti. Isabella Boschetti, detta la La Boschetta. La Boschetta. La Ecco, conosce all'età di 16 anni, questa ragazza sarà il suo grande amore, anche se lui aveva firmato già per procura un matrimonio con Maria Paleologo e non ne vuole sapere di già questa Maria paleologo, vuoi mettere perché porti in dote la il Boschetta Monferrato. con la paleologa, cioè voglio dire, è già omen nomen, anzi in questo caso woman. Questo è l'ingresso ufficiale della villa, del palazzo, e si chiama Loggia delle Muse. Loggia delle Muse, il biglietto da visita di Gonzaga. Perché? Perché i Gonzaga, che diciamo, no, insomma, la nobiltà se la sono conquistata con gli intrighi e con le lotte, volevano dimostrare che erano una famiglia bene e che erano molto colti, quindi qui le muse, le citazioni letterarie. È il capolaureato di Virgilio, Capolaureato di che Virgilio. nutre la città di Mantova, rappresentata da questa figura femminile. Sì, ci vede tutte queste cose, io ci vedo una signora che prende il fresco, che rappresenta Mantova, ha messo in Appoggiato fresco di me. un'anguria e se la mangerà, però invece pare che sia il capolaureato di Virgilio. Forse era un altro dei giochi di questi matti qua. Entriamo pure. Allora, questa è la sala dei cavalli. La sala, l'unica ad essere chiamata sala, l'ambiente più grande di tutto il palazzo, qui si ascoltava musica e si poteva anche ballare. Facevano le feste, facevano i balletti e tutto quanto, ma fondamentalmente quei soldatacci che non erano altro, guarda, hanno fatto una specie di omaggio ai loro cavalli. Loro combattevano e il cavallo era un'arma da guerra fondamentale e i Gonzaga erano grandi allevatori di cavalli, addirittura hanno selezionato delle razze. Erano il loro fiore all'occhiello, tutto il mondo che era poi l'Europa ci invidiava. Sì. Tra l'altro il tuo Giulio Romano qua mi sa che inventa la fiction, cioè qui sembra tutto vero e invece è tutto finto. Invece è tutto finto. Guarda là cos'è? È un finto bronzo con le fatiche di Ercole, qui l'architettura lui la dipinge, vedi queste lesene binate, scanalate, capitelli di ordine corinzio, qui nasce la scuola dell'inganno, dell'occhio, guarda come sono belli questi marmi, sembrano veri come sembrano veri i cavalli appoggiati davanti a queste finestre. Il tutto perché sembri vero che i Gonzaga sono dei grandi nobili. Vabbè, lasciamo stare. Ecco allora Cesi, fammi capire, le grandi passioni di Federico II.
qui ha sviluppato la grande passione dei cavalli. I cavalli, il lavoro. E qua che grande passione avrà celebrato? Fammi indovinare. La sala di amore e psiche. L'amore sicuramente, vedi, nel registro che gira tutto intorno c'è scritto il motivo per cui è stato costruito Palazzo Te. Federico II Gonzaga, quinto marchese di Mantova, capitano generale delle Repubbliche Fiorentine del Papa, per l'onesto ocio. Quindi si viene qui per mangiare, fare una passeggiata, per pranzare. L'ha detto in latino, per insomma. l'amore. Allora, guarda, lui cos'è? Dov'è? Lui si raffigura là con la sua fidanzata. Quella là è la Boschetti, giusto? È la Boschetti, sì. Ecco, la scena là, Basta. voglio dire, dove c'è Giove che si trasforma in serpente per sedurre chi pure? Olimpiade. Per sedurre Olimpiade, ma Filippo il Macedone, Filippo il marito Macedone, di Olimpiade, vede la scena, viene accecato dal fulmine viene di accecato. Giove. Così La come il stessa marito fine la di fa. Elisabella Boschetti Sì. Vede la sa scena, sa della tresca tresca. e viene ammazzato. Guarda, era quasi meglio che non me lo raccontavi, perché almeno senza il retroscena appare tutta la bellezza. Sono degli affreschi meravigliosi. Oh, eccola qua, mi ci hai portato. Eh sì, Sala dei Giganti. Sala vero? dei Giganti, non c'era il teatro, ricordati, non c'erano gli effetti speciali, questa è la Li prima hanno opera inventati qua. di scenografia al mondo, siamo nel 1530. Poi anche l'acustica è particolare, giusto? Non ci sono angoli e spigoli, il soffitto è fatto come se fosse un panettone, la volta di un forno, un intercapedine che gira tutto intorno, che fa andare il suono in diagonale. Quindi hanno inventato un'acustica particolare, in pratica il Dolby Surround. Qui quando parli tutto rimbomba, tutto si insegue. Lo spettatore che entra si sente coinvolto in questo crollo, ha l'impressione che pezzi di roccia, pezzi di trabeazione gli cadono addosso, dopodiché segue il sorriso di chi ha capito che tutto questo franare è finto, non può far male. Ho capito, hanno inventato anche il 3D. E intanto che c'erano hanno fatto anche un piacere a Carlo V. Giove, assalito dai giganti, rappresenta l'imperatore minacciato dalla nobiltà e dal papa. Celebrando e ospitando Carlo V con questa bella sviolinata, il Gonzaga fa carriera. Dei disegnini peraltro meravigliosi, qualche escort, un tradimentino, cose del genere, diventa duca. Questa è la modernità del Cinquecento. Sì. No, bei tempi. Qui siamo finalmente nel giardino segreto di Palazzo Te. Diciamo la verità, perché si fa un giardino segreto qui, Federico II? Allora, questo giardino qua, ho letto dei pettegolesi storici, in realtà se l'è fatto per stare ancora più per i cavoli suoi, perché l'amante la lasciava là, qui ci veniva lui da solo a esprimere la sua filosofia di vita. Secondo me lui veniva qui, guarda, questo qua raffigura Bacco, e si prendeva delle gran balle di vino e stava con gli amici maschi. Il solito materialone. Vabbè, sì, noi mantovani siamo così, Federico non ce la racconta mica. E qui, Cesi, siamo nel giardino, il famoso giardino segreto. A testimonianza che qui c'era un po' il suo Sancta Sanctorum. Guarda, ha fatto fare un monumento praticamente, no? Alla sua cagnolina preferita, Oriana, morta di parto. Ecco, qui diamo una mano a due muratrici, ma molto delicate, Letizia e Giovanna. Stanno lavorando per il distretto culturale Le Regge dei Gonzaga. State restaurando? Sì, stiamo restaurando un restauro conservativo degli stucchi e degli affreschi nel giardino.
Veramente state dando dell'intonaco qua. Sì, stiamo ripristinando l'intonaco nella parte bassa dove mancava con una miscela di calci idrauliche, calci naturali e delle polveri di marmo colorate. Ma oltre a stabilire questo intonaco cosa sarà fatto? Verranno restaurate sia la camera grande che il camerino degli uccelli, sia gli intonaci che i pavimenti e tutti gli apparati decorativi. Certo che era un bel tipo allora sto Federico II Gonzaga, eh? Allora, ha fatto finta di fare il grande guerriero, poi in realtà ha combattuto pochissimo, giusto? Pochissimo, una battaglia solo. Ha fatto un po' di intrallazzi politici, ha tradito Tizio con Caio e con Sempronio, eccetera, eccetera. Si è goduto la vita, sì. ha avuto questo grande amore, tante donne, tanti figli, eccetera, eccetera. E sai chi sposa? Chi sposa? Margherita Paleologo. Si sposerà solo a 31 anni perché porta in dote il Monferrato. Ma poi sposa un paleontologo, dai, ma che tristezza. No, scusa, fermo un attimo, perché, no, ma voglio dire, qui, sì, ma nella finzione della finzione, io in realtà dovevo far finta di non vederli perché sono i fantasmi di Federico e della Boschetti. Ma invece va bene così, nel senso che usciamo, allora, lei è Caterina e lui è Gabriele e fate parte di un gruppo che si chiama Invito a Corte, giusto? Sì. Invito a Corte è un modo per animare i nostri monumenti con delle figure filologicamente corrette che danno un senso così di presenza viva. Avete presente gli americani che fanno le cose finte? Tutt'altra roba. Questo vestito qua è vero, è stato rifatto proprio andando a vedere filologicamente i ritratti, i quadri, eccetera, eccetera. Cesi, qui tu avevi giusto un'illustrazione, guarda, Tiziano Vecellio, ritratto di Federico II Gonzaga. Allora, ecco, praticamente Federico tu sei uguale, però qui nel ritratto lui ha la bellissima cagnolina. Pai Tiziano Vecellio, Federico II e la sua cagnolina Oriana. Ci assomiglio, era bianca e cicciona anche lei. Tra capitani del popolo, marchesi e duchi, i Gonzaga mantovani furono 18, oltre a 14 cardinali, 12 vescovi e un santo. Ma la più Gonzaga di tutti fu una donna, mezza ferrarese e mezzo ispanico-napoletana, Isabella d'Este, moglie di Francesco II e madre di Federico II Gonzaga. Più magnifica di Lorenzo il Magnifico, ispirò Leonardo, Ariosto, Giulio Romano, Raffaello, Perugino, Mantegna, Tiziano e molti altri. Fu la prima donna del Rinascimento e ha lanciato tutte le mode in tutti i campi. Per saperne di più, vado in pellegrinaggio nel suo famoso studio privato, a Palazzo Ducale. Mantova, i Gonzaga, fuori dal mondo, in campagna, eppure avevano una grande influenza. Sì. Ma chi erano questi qua? E questa come l'hai chiamata? La prima donna del Rinascimento, La Isabella. prima donna del Rinascimento. Sì, Chi così era? definita. Isabella d'Este sviluppa la sua personalità in più direzioni. Come arte sublime il suo intervento, ma Isabella è antesignana ad ogni moda per quello che riguarda gli abiti, i gioielli, le acconciature, i guanti, le scarpe, tutto quello che ha relazione con il fenomeno sociale che si chiama moda, che tutto raccoglie, la vede sempre protagonista. Bella come Carla Bruni, Isabella d'Este cantava e suonava il liuto molto meglio di lei. Diplomatica come Hillary Clinton, tenne testa alla cognata Lucrezia Borgia e persino ai lanzichenecchi. Più femminista di Simone de Beauvoir, diceva che anche nel nostro sesso si ritrovano animi virili. Appassionata di matematica, avrebbe battuto a scacchi anche Spassky e Karpov. Stilista come una Miuccia Prada, inventò addirittura le mutande. E soprattutto cucinava molto meglio di Benedetta Parodi. Lui si è letto tutto l'epistolario di Isabella d'Este 2 volte. Isabella d'Este, tra le altre cose, una grande PR, riceveva. Quindi anche in termini gastronomici ha inventato delle cose. Nel 1519 ricordo una lettera dove scrive al fratello Alfonso, duca di Ferrara, e dice: ti mando le sementi di verze, prova a sentire questa straniezza, la chiama, questa straniezza, e mi dirai poi se ti piace. Insomma, abbiamo capito che Isabella d'Este ha inventato anche i presidi slow food.
Osteria dell'Oca, Accademia Europea del Risotto alla Mantovana, Risotto Menà, che non credo che voglia dire risotto percosso, ha un altro significato, ma vado a verificare. Posso? Prego, prego. Io sono della Lega della Protezione del Risotto, l'EPROS. Ho letto fuori che voi lo menate il risotto. Cosa vuole dire? Lo maltrattate? Il risotto menato vuol dire che è all'onda. Nel piatto si deve muovere, deve essere un'onda. So che fate anche i bigoli con le sardelle. Facciamo i bigoli con le sardelle, poi glieli servirò e sentirà che è una grande specialità. Va bene, io mi accomodo e mi fido. Grazie, D'accordo, arrivederci. signor Baffo. C'è l'olio, ci va la sardella che si spolpa piano piano a un calore molto tenero, con 2 spicchi d'aglio dentro per insaporire. I bigoli sono già a cottura. Ecco fatto. Posso? È tutto forte. Certo, È forte il bigolo. forte il bigolo, È forte il le sapore della sarde, carne. Posso dire? Certo. Baffo, è una ricetta molto virile questa. per uomini. Per uomini veri. E noi che siamo un po' piatti come la pianura, ci servono i sapori un po' forti per svegliarci un pochino, capito? Bello. L'arroganza del bigolo. Eccoci, Piazza Sordello. Ho incontrato un mantovano. Cosa dico un mantovano? Un architetto. Cosa dico un architetto? Il sindaco di Mantova. Sì. Ed è anche il presidente delle Regge dei Gonzaga. Io abitavo a Mantova circa 40 anni fa e sono andato a star via perché Mantova mi sembrava provinciale in senso negativo. Adesso mi sembra provinciale in senso positivo e poi non così provinciale. Avete fatto mostre internazionali, eventi tipo il Festival di Letteratura che ha riempito di gente la città per anni. Com'è cambiata Mantova ultimamente? Beh, siamo rimasti una città provinciale nel senso positivo del termine, nel senso che in tempi di globalizzazione come questi siamo rimasti gelosi delle nostre radici, solo che mentre prima tutto ciò che capitava a Mantova rimaneva in una cerchia molto ristretta, adesso ormai è una città con una vocazione internazionale. Stiamo cercando di legare il nome di Mantova ai nomi che hanno delle radici a Mantova. Pensa per esempio a Nuvolare. Nuvolare è un nome che è famoso nel mondo molto più del nome di Mantova, quindi stiamo cercando di salire anche sulla macchia di Nuvolare per portare il nome di Mantova in giro. Sì. Io non sono veloce come il pilota Nuvolari e non ho la sua Bugatti. Ho una bicicletta come le Arcoguerra, altro eroe mantovano, per continuare il mio slow tour alla riscoperta delle bellezze della città dei Gonzaga. Grazie sindaco, io adesso vado alla rotonda di San Lorenzo. Bene. Se ricordo bene è giù di là. Giù di là.